29 box auto, 26 scassinati, 11 ripostigli, 2 forzati. Alla fine 5 auto rubate, 3 moto sottratte e spariti anche 4 fucili ad aria compressa, oltre ad utensili, scorte di vino e giocattoli. Un raid senza precedenti, quello compiuto la notte scorsa dai ladri al complesso condominiale di via Rossignago a Spinea. Una brutta sorpresa stamattina. La banda, giunta sul posto con una Citroën rubata nei giorni scorsi nel Bresciano ed abbandonata poi nella zona, avrebbe agito tra le 2:30 e le 4:45. Nessuno si è accorto di nulla, neppure chi abita al piano terra sopra i garage. Non a caso si ipotizza che i ladri abbiano spinto a mano fino all'esterno i mezzi con le chiavi inserite e che soltanto a quel punto abbiano acceso i motori. No, non ci sono parole sinceramente per descrivere. Increduli i residenti, secondo i quali la zona è da tempo nel mirino dei malviventi. Già qualche settimana fa si era registrata una raffica di furti a Chirignago, quasi con modalità analoghe ma dal bottino più contenuto. E sotto accusa sono finite anche le priorità che le forze dell'ordine danno ai loro interventi. Si te ferma per dare una multa perché avevo un bicchiere di birra e te cava patente e te cava via anche i braghi e te la multa da 1.000 euro, 2.000 euro. Su ste robe qua, che se mai.